Quinta corsa, 1660 metri per soggetti di 5-6 anni, in 6 al via, 7 al via, scusate, doppio ritiro di Auguri OP. Questo è lo schieramento: 1 Assia Luis, 2 Baltimora Trio, 3 Altasetta del Pino, 5 Americ Clemar, 6 Annina. Seconda linea, 7 Avano Cis, 8 Betta Indal, scuderia fra Altasetta del Pino e Betta Indal. Macchina che accelera, veloci Assia Luis e Altasetta del Pino. Assia Luis però rientra ad Altasetta che aveva guadagnato qualcosa, parte bene anche Baltimora Trio, vedremo se Altasetta riesce a ricavarsi il posto allo steccato. Ce la fa, superando di precisione Baltimora Trio. Quarta la corda è Abano Cis, che precede il resto del gruppo, capeggiato da Americ Clemar. 200 iniziali, 14,1 per Assia Luis, che oggi gioca al comando. Si trascina Altasetta del Pino e Baltimora Trio, tutte in fila indiana dopo i primi 400 metri di gara completati in 30, un altro 15 per arrivare al primo quarto di gara, e ora si affronta la seconda piegata con identiche posizioni tattiche, tutti in lunga fila indiana, chiusi da Annina. Intanto Assia Luis continua a fare i propri comodi perché completa ora i 600 in 46,5 con un 16,5 di terzo parziale. A questo punto esce all'esterno Baltimora Trio, che vorrebbe forse stanare Altasetta del Pino, che però ha la posizione alla corda e l'eventuale open stretch, e così Baltimora esce in anticipo su Americ Clemar e Annina, che muove a sua volta dalla coda in terza pariglia, lasciando così alla retroguardia Betta Indal. Chilometro completato nell'ordine dell'1:17,7, ma c'è stato un quarto in 32,1, poi ancora un 15,9. Vediamo ora a 500 dalla conclusione, la corsa comincia ad entrare nel vivo con Baltimora che prova l'attacco su Assia Luis a contatto Altasetta del Pino, poi Americ Clemar 300 all'arrivo, in piena accelerazione ora Assia Luis all'esterno, Baltimora Trio, lungo la corda c'è Altasetta del Pino, retta d'arrivo. Entra in vantaggio Assia Luis che cerca di svincolarsi dagli avversari. Lungo la corda Altasetta del Pino, all'esterno è Baltimora, poi anche Americ Clemar che finisce fortissimo, ma sul palo è Assia Luis che vince per secondo posto, ma forse ancora per Altasetta del Pino, ma chiude molto forte il centropista Americ Clemar, che è molto vicina. Bisogna andare a rivedere il rallenti della corsa. Vediamo Assia Luis che vince sicuramente, ma sul palo forse il numero 5 di Americ Clemar copre interamente Assia Luis e potrebbe essersi assicurata la seconda piazza, con Baltimora Trio ancora lì a contatto, molto generosa, ma può essere soltanto quarta. Andiamo a rivedere ancora all'arrivo la vittoria per Assia Luis, e per il secondo è probabilmente il numero 5 di Americ Clemar che piega sul palo Altasetta del Pino. La vittoria quindi per Assia Luis, VP dell'Annunziata Francesco Alessandrini, la scuderia Polestars.